Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci, sorrisi, di mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena, sarebbe come tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole, tutti aggrappati ad un filo e non sappiamo dove. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale e in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E al chilometro 41, presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, che sa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto molte senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 di età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. Ma c'ho una cosa qui, nella gola, una che proprio non mi va giù, e a farla perdere una parola se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui ci tocca fare sempre più dura per avere il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che se poi arriva una chiamata urgente, si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa e c'ho 20 anni, credo proprio e non mi dà torto. E se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente!